Speriamo di aver già toccato il fondo e che questo sia un momento di risalita. Sarà lento, sarà impegnativo per tutti, ma l'impegno c'è. La consapevolezza delle difficoltà vissute e la speranza di essersele lasciate alle spalle. Per i commercianti questi ultimi sono stati anni complicati, prima per la pandemia, poi per gli aumenti dei costi legati anche alle tensioni internazionali. Oggi la vera sfida, spiega Piovesan, è continuare ad esserci. Bello quando ci sono negozi nuovi, ma un grazie soprattutto a chi resiste e che continua a investire sul territorio e su Treviso centro storica, che esiste già, perché quella è la difficoltà e la resistenza oggi. Bollette, affitti, inflazione, tutte voci che a fine mese pesano sulle casse delle attività commerciali. Gli affitti, come tutte le spese fisse, vanno a intaccare tantissimo su quello che è l'incidenza di spesa generale di fine mese di un commercio, di un'attività commerciale. E così anche investire diventa una sfida. Anche gli investimenti sono sempre più tirati. Ringrazio e ne approfitto per tutti i commercianti che stanno rinnovando, e ce ne sono parecchi a Treviso, le strutture, che stanno rinnovando le vetrine, gli stabili. Puntare sul turismo, sugli eventi, sulle iniziative che portino sempre più persone nel cuore della città. Per i commercianti è questa la vera battaglia da vincere. Un aiuto agli affari potrebbe arrivare dai saldi, ma in attesa di un primo bilancio una cosa sembra ben chiara. Sarebbero da ritoccare le date e farli sicuramente non con una data di calendario, ma con una data diciamo di meteo. Quindi lavoreremo anche per proporre delle tempistiche di saldi più concrete.